Cosa rimane della nostra specialità? Ci era stata riconosciuta dallo Stato centrale per i confini derivanti dalla sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale e dalla perdita di territori. Eravamo terra di confine non solamente fra mondo latino, slavo e tedesco, ma anche e soprattutto fra democrazie e regimi comunisti. Eravamo terra di confronto fra sistemi sociali molto diversi, ma oggi la sconfitta è lontana, sanata, credo, la perdita dolorosa di territori, finita l'idea stessa di comunismo, cosa resta per dirci speciali? Una cosa è certa, il confine è molto più un'opportunità che un problema. Il resto del nord Italia si interroga sulle regioni e soprattutto il Veneto chiede più autonomia, sostenendo che la prossimità sia sinonimo di efficienza ed efficacia. Noi l'autonomia ce l'abbiamo già, grazie ad una specialità che nella migliore delle ipotesi oggi claudica. Bisogna approfittare dell'autonomia residua per creare una nuova specialità. Il processo va cioè invertito. Dalla specialità nacque l'autonomia, ora dall'autonomia che ci rimane dobbiamo far nascere una nuova specialità. È un processo storico e logico. Il padre dell'autonomia friulana, il senatore cattolico Tessitori, la pensava essenzialmente come valorizzazione dei comuni e delle comunità locali, insieme di individui che vivono il territorio e si riconoscono vicendevolmente. Lui immaginava una regione leggera, di apparati e alta, dedita a dare linee di indirizzo sulla base di processi partecipati. Il Consiglio regionale, sede di dibattito elevato, capace di raccogliere e offrire idee. I consigli comunali che traducono quello sforzo in indirizzi operativi per i loro territori, quando è necessario in accordo fra di loro. Tessitori vide nella nascita della regione, che metteva assieme storie e realtà molto diverse, una grandissima occasione e nella democrazia cristiana il soggetto motore di quell'idea. Si scontrò, e credo ci stiamo oggi scontrando, con la pochezza di chi aveva ed ha solamente in animo il proprio potere, qui e ora. Cos'è oggi la regione? Ad un elefantiaco apparato regionale corrisponde una desertificazione dei comuni, non solamente quelli più piccoli, ma anche quelli medi e grandi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere al centro programmi di sviluppo locale, legati alle necessità e alle opportunità date naturalmente dal territorio e che nascono dalle capacità, dalla cultura, dallo studio delle persone. Al centro deve esserci in primo luogo l'economia circolare, che non esclude affatto di poter lavorare per vendere prodotti, qualsiasi prodotto in tutto il pianeta, ma che mette al primo posto lo scambio fra persone che vivono pacificamente un territorio e perciò sviluppa relazioni fra di loro, che non significa, ancora una volta, chiudersi in antiche culture e piccole pratiche. Oggi questa cura per il locale significa dotarsi, ad esempio, di sistemi di produzione energetica e di preservazione di acqua, aria e ambiente che richiedono tecnologie e conoscenze avanzate, non pratiche in disuso. Questa attenzione allo sviluppo locale e all'economia circolare parte dalla consapevolezza di che cos'è il cambiamento climatico e che cosa comporta, ed è il miglior modo per prepararsi ad affrontarlo. Ma per dare vita a questo processo di valorizzazione ambientale e umana serve rafforzare la democrazia sul territorio e gli strumenti pubblici di governo del territorio. Bisogna cioè rafforzare consigli comunali, perché il sostegno dello sviluppo locale chiede partecipazione convinta delle persone e non accentramento, chiede confronto e dibattito libero da vincoli di potere e carriera. Gli strumenti di informazione e partecipazione dei cittadini e per ultimo, ma non ultimo,
la creazione di strumenti di governo del territorio che rendano possibile realizzare progetti condivisi dai comuni attraverso deliberazioni dei consigli comunali ed accordi di programma. Lo schema, quello del terremoto del 1976, quando furono i consigli comunali a scegliere come e dove ricostruire, e poi la segreteria generale straordinaria a fare gli appalti per la ricostruzione e a gestirli, affidando ai comuni compiti di sorveglianza. Questo è il processo che valorizza la democrazia locale, che decide e mette assieme progressivamente i comuni. Costruire una nuova specialità a partire dall'autonomia residua è proprio questo. Realizzare un nuovo sviluppo locale nel Friuli Venezia Giulia, una regione capace di dare indirizzi, delegando i comuni a realizzarli, mettendo a disposizione dei comuni strumenti tecnici. Ora siamo al punto che il comune di Pordenone, apro una parentesi triste, non è più in grado di fare un ponte, questo è evidente e c'è questo emendamento in questa legge di bilancio. Perciò io proprio non capisco a che cosa servano nuove istituzioni intermedie tra regione e comuni. Non voglio difendere le scelte di Serracchiani e di tutto il Consiglio regionale che votò quella riforma all'unanimità. Non voglio difendere. Nello sciogliere le province. Non c'era un progetto alternativo, quelle UTI mi sono sempre sembrate una cosa sbagliata perché non mettevano in discussione il ruolo e le modalità della regione. Cercavano solamente di riunire i già debolissimi comuni. Dovevano invece creare strumenti tecnici per i comuni e valorizzare i consigli comunali. Ma non accetto nemmeno questo costruire istituzioni senza progetto, senza un perché. E del resto qualcuno è davvero convinto oggi che serva ripristinare le province? Se ne sente veramente la necessità? Se questo modello, regione che dà indirizzi sulla base di una nuova capacità di capire e interpretare, consigli comunali che scelgono lo sviluppo locale e l'economia circolare, creazione di strumenti tecnici a disposizione dei comuni, fine dei ministeri assessorati regionali e delle inutili burocrazie, il tutto agganciato alle necessità e opportunità che saranno create dai cambiamenti climatici, verrà attuato. Se tutto questo verrà attuato, allora avremo una regione diversa da ora e dalle altre. La specialità verrà ribadita e potrà essere riscritta in Parlamento, dando un contributo al dibattito nazionale. L'autonomia regionale ne uscirà rafforzata e dovrà conseguire i seguenti obiettivi. Il primo: è chiaro che la sanità territoriale ha la precedenza sugli ospedali. E questo era il senso del programma del primo governo Conte. Secondo, è evidente la centralità della scuola e la sua autonomia, da legare alla conoscenza del territorio che non è solamente linguistica. A scuola bisogna spiegare il territorio assieme a tutto il resto: storia, risorse, opportunità, salvaguardia, salute. Terzo ed ultimo, rafforzare il tessuto culturale del territorio, definendo priorità da cogliere e valorizzare ad ogni livello, locale, nazionale, internazionale. È perciò fondamentale, con uno sguardo bifronte, la conoscenza del passato per guardare al futuro. Grazie.